Lo sguardo, parliamo anche di quello che succede nel Paese, appunto, in attesa che si insedi il nuovo governo. Avremo tutta una serie di notizie di cui vi parleremo da adesso fino alle 19:30. Partiamo con Tommaso Aiello, che è collegato con noi, presidente della Fondazione Emblema, che abbiamo invitato perché la sua fondazione ha organizzato insieme all'Università di Salerno una iniziativa molto particolare, la cosiddetta Borsa della Ricerca. Allora, è un confronto... mi dica, Presidente, se lo descrivo correttamente, un confronto tra imprese e appunto gli atenei anche e le start-up per, come possiamo dire, creare una connessione che possa favorire un incontro tra domanda e offerta di lavoro? Allora, intanto buonasera a tutti. È un incontro più che un confronto, cioè è la scommessa che dialogando direttamente, senza intermediari, senza vincoli, senza degli argomenti predefiniti, ma in un rapporto uno a uno, paritario, fra chi nelle università si occupa di ricerca, quindi personale strutturato, ma anche nuove imprese che sono nate partendo dalla ricerca universitaria, e chi nel mondo del produttivo, aziende e investitori, è interessato a trasformare la ricerca in innovazione. Ecco. Si sono incontrati, oggi veniamo da più di 900 appuntamenti uno a uno, e da questi incontri ogni anno nascono tante nuove collaborazioni. Ecco, lei è testimone quindi del fatto che questo incontro possa servire magari soprattutto ai giovani, ecco, per trovare delle possibilità, delle opportunità che altrimenti non troverebbero? Beh, questi incontri alla fine servono a tutti, perché nel momento in cui nasce una collaborazione fra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa abbiamo delle innovazioni, e quindi un esempio che facciamo, che abbiamo tutti sotto gli occhi di questi anni, i vaccini. Allora, alla fine arrivano a tutti l'innovazione, il fine dell'innovazione è migliorare la vita di tutti noi. Quindi alcuni sono coinvolti direttamente in questa fase di matching, di incontro, i beneficiari siamo tutti noi. Senta, le faccio un'ultima domanda. Visto che lei segue così da vicino, no? Quello che succede appunto nel mondo sia degli atenei ma anche del mondo del lavoro, dal suo punto di vista qual è la situazione al momento del nostro tessuto sociale alla vigilia dell'insediamento di un nuovo governo? Ma le do dei dati di una statistica che è stata fatta, di un'indagine che è stata fatta a livello mondiale e poi in Italia assieme ad una multinazionale. C'è fiducia nella scienza, sì, c'è una fiducia altissima nella scienza. I dati ci dicono che il 91% degli italiani si fida della scienza e l'88% si fida degli scienziati. Credo che da questo dato emergano due elementi. Uno è la responsabilità collettiva di chi è impegnato nel fare ricerca e nel fare innovazione, soprattutto quando si collabora. Però, visto che ho ascoltato gli interventi e i servizi almeno dell'ultima mezz'ora, credo che ci sia anche una responsabilità individuale. Noi tendiamo a pensare che siamo un po' troppo portati a pensare che la responsabilità sia sempre dell'altro. La ricerca, l'università pensa che la responsabilità sia delle aziende, le aziende dell'università, la politica è un po' il destinatario ultimo ci vorrebbe più politica. Allora siamo in una fase in cui ci sono delle risorse, vero, c'è il PNRR, ci sono i nuovi fondi comunitari della programmazione ordinaria che stanno per partire. La scommessa è che ognuno deve fare la sua parte. Quello che nel nostro piccolo cerchiamo di fare con Emblema, con la Fondazione Emblema, è quella di mettere tutti sullo stesso livello, quindi ricercatori, imprese, i giovani di cui parlava lei, quelli che vogliono fare impresa, quelli che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro. Ognuno deve fare la sua parte, quindi l'università deve formare sicuramente meglio i ragazzi e dialogare meglio con le aziende devono dialogare con le università per far comprendere meglio che cosa può servire
nel domani, come il titolo della vostra trasmissione. Anche i ragazzi devono fare la loro parte, quindi studiare, specializzarsi. Noi siamo un paese che ha pochissimi laureati, siamo i penultimi in Europa. Allora il tema non è, come in questi 2 giorni di borsa della ricerca è capitato di sentirsi dire spesso, che mancano gli ingegneri. In Italia mancano i laureati. Allora bisogna andare alle scuole e spiegare che l'università, lo studio, la specializzazione sono un valore. Chiarissimo. Le persone, i ragazzi che coinvolgeremo e convinceremo a specializzarsi, verosimilmente in larga parte, in larghissima parte, affronteranno dei percorsi tecnico-scientifici. Gli ingegneri che mancano non sono quelli che si vogliono iscrivere a lettere e che vengono convertiti. Gli ingegneri che mancano sono ragazzi che pensano al termine della scuola a un percorso diverso rispetto all'università. Ecco, lì ci sono gli ingegneri, ci sono i medici, ci sono tutti quelli che servono. Se ognuno fa il suo pezzettino, poi ben venga la politica, ma non si può aspettare la politica per fare quello che non ha necessità di avere risorse straordinarie. E l'ho lasciato concludere perché era effettivamente molto interessante quello che stava dicendo, quasi una sorta di agenda che potremmo girare idealmente, insomma, chi arriverà a prendere delle decisioni tra poco. Grazie al Presidente della Fondazione Emblema, Tommaso Aiello, buon lavoro allora per i vostri prossimi impegni.